Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio e adesso andiamo a ricordare i 4 cantanti che si sono esibiti prima nel contest Io canto per. Prego la regia di mandare le schede con il codice 01 Nicole, con il codice 02 Crifia, con il codice 03 Marco Soncina e con il codice 04 Aria. Vi ricordo il numero di telefono 342 627 5717, mi raccomando solo messaggi WhatsApp. E adesso passiamo alla rubrica Ius Arte Libri con Antonella Sotire alla sua ospite. Buon pomeriggio e ben trovati al nostro ponte di libri fra terra e uomini di valore. Oggi ho con me una scrittrice, questa non è una novità perché ovviamente in questo piccolo spazio ospitiamo sempre degli scrittori, ma lei è un'artigiana della parola, cioè una persona che dell'uso della parola ha fatto il suo mestiere. Sceneggiatrice, regista di documentari, romanziere non soltanto imposto sulla scena della letteratura italiana e soprattutto della romana, ma che è anche stata tradotta in francese e poi ci racconterà come è avvenuta questa sua esperienza in Francia. Abbiamo con noi Elfriede Geng. Ben trovata Elfriede, un nome bellissimo, insolito, che io amo molto. E allora abbiamo già detto che appunto la parola è il tuo mestiere. Come si declinano un po' nella tua vita questi momenti in cui passi da scrivere sceneggiature allo scrivere romanzi? Beh, sono due cose completamente diverse. La sceneggiatura è una scrittura, diciamo, tecnica soprattutto. Spesso nelle sceneggiature ci sono già i movimenti della macchina da presa. All'interno di una sceneggiatura non c'è mai una descrizione fisica del personaggio. La sceneggiatura è una scrittura asciutta, descrive una scena che sarà visualizzata attraverso gli occhi del regista e diventa un'immagine. Saranno poi gli attori a interpretare il carattere del protagonista o del comprimario, diciamo dei personaggi. Nel romanzo la cosa più importante invece è la parola, perché attraverso le parole riusciamo a comunicare agli altri, quindi la cosa più importante del romanzo è l'uso delle parole, la composizione delle parole, la scelta delle parole. Spesso per una parola si passa, nella ricerca di una parola ci vuole una giornata. Sappiamo infatti che tu sei molto disciplinata, segui una severa disciplina nel dedicare il tempo alla scrittura. Credo che in qualsiasi lavoro bisogna seguire una certa disciplina, cioè se scrivi devi scrivere tutti i giorni, se suoni devi suonare tutti i giorni, cioè è un esercizio anche quello della scrittura che va praticato giornalmente, secondo me. E che meglio di noi lo sa il nostro maestro Alex Parravano, che ha per te una dedica musicale. Grazie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Grazie maestro. E questa canzone ha la parola sky, cielo, e dietro alle tue spalle abbiamo Sidera Dere Cielo, che è il tuo
penultimo romanzo, Sì. che è quello con cui hai concorso con noi nell'edizione 2020-2021 al nostro concorso letterario Iusarte Libri, che è il libro con cui poi, grazie alla sinergia che abbiamo siglato con il Festival della Letteratura Italiana a Bordeaux, sei andata a Bordeaux e poi raccontaci. A Bordeaux c'era Cristiano Polegatti, che ha un'associazione, Lucciola Vagabonda, che ha lo scopo di diffondere la cultura italiana, la letteratura italiana in Francia. Cristiano mi ha invitato a Lione a presentare il libro e poi mi ha presentato alla rivista Bibliothèque Italienne, hanno tradotto un capitolo del romanzo e quindi è stato pubblicato sulla rivista. Questo insomma mi ha fatto veramente molto piacere. Dovremmo avere una foto leggersi- di quel momento in cui tu eri a Lione o a Bordeaux, non lo so, la foto in cui tu leggi al pubblico francese. Questa è la foto della presentazione del tuo ultimo romanzo. Eccola Questa è qua, la questa foto bellissima foto in cui si vede che sei profondamente emozionata. E il rapporto col Divin Pittore, perché? Da dove nasce questo rapporto? E so che vuoi anche leggerci qualcosa. Il Divin Pittore, diciamo che è nato perché mi è piaciuto Raffaello? Perché per questa sua ricerca di armonia, di perfezione e soprattutto, ecco, vorrevo leggere questo, perché era qualcuno che sapesse trasformare il reale in una sublima poesia per l'anima stanca del mondo, un pittore dotato di grazia, gentilezza, pensiero, che avesse in sé il dono del segno e l'intelligenza di saperlo porgere. Un pittore perfetto. E questo è Raffaello. Ma Come questo non Raffaello amarlo? è un po', e io lo posso dire, tu no, è un po' anche Elfride. Magari. Che cosa lega il protagonista? Noi già nella copertina con questi due volti, no, di Raffaello Sì. e del protagonista del romanzo Sideraddere Cielo, poi intravediamo un simbolo che è un simbolo genetico, il simbolo del DNA, quindi c'è un Sì. po' di scienza anche in Esatto. in questo tuo libro. Cosa lega il protagonista del tuo precedente romanzo al protagonista Cioè, del nuovo romanzo? Allora, diciamo che mentre Raffaello ricerca la bellezza, Max, che è il protagonista delle voci elettriche che cantano intorno, ricerca la verità. E come tu dicevi, appena hai visto questo primo romanzo, Sideraddere Cielo, sei rimasta colpita dall'Esergo, che era una frase di Keats. Sì, la bellezza è verità, verità è la verità è bellezza. bellezza. E quindi E entrambi... entrambi, se vogliamo, uno cercherà la bellezza e la bellezza è verità. Ora, tra le due, tra verità e bellezza, c'è un rapporto di reciprocità e quindi diciamo che sono legati insieme, ambedue in una ricerca, perché una poi riporta all'altra, come lo diceva Platone, come lo dicevano i filosofi e i pittori del Rinascimento. Diciamo che è come se il mondo cercasse oggi un nuovo rinascimento, di cui c'è veramente bisogno. Infatti noi ci siamo conosciute proprio nella fase del Covid, in cui c'erano queste distanze e questa ricerca della bellezza era molto più forte. Abbiamo a lungo discusso, in quel caso il nostro dibattito era il diritto è un'arte o l'arte è un diritto. Noi giuristi ci ricerchiamo la verità, c'è una verità processuale che spesso non coincide con la verità sostanziale, ma c'è la verità anche dei personaggi dei romanzi, perché nessuno di noi ha mai messo in dubbio che Don Chisciotte esiste, nessuno di noi ha mai messo in dubbio l'esistenza di Renzo e Lucia. Quindi qual è il rapporto tra bellezza e verità all'interno di un romanzo?
è quella che è quell'aspirazione alla verità e alla bellezza che c'è in ogni essere umano. Cioè, io credo che da sempre l'essere umano abbia questa aspirazione interiore alla verità e alla bellezza, e quindi nei personaggi dei romanzi, che rappresentano in fin dei conti la realtà, perché in un romanzo c'è una sua realtà costruita precisamente all'interno. È un piccolo mondo a parte, ma è un mondo. In un libro c'è racchiuso un piccolo mondo. I personaggi che abitano quel mondo hanno una loro aspirazione alla verità e alla bellezza. E sono talmente veri che spesso tutti raccontano che questi personaggi parlano con gli autori. E adesso noi abbiamo un'ulteriore sorpresa per te che ha a che fare con il tuo nuovo romanzo, ed è una persona che vuole parlarti e dire qualcosa sul tuo nuovo romanzo. Prego la regia di mandare questo contributo vocale e Il sveleremo nuovo anche... romanzo del Friede Gang incuriosisce, spaventa e interroga le nostre coscienze in questo primo ventennio del millennio che stiamo vivendo con difficoltà crescenti. Già dal titolo, Le voci elettriche cantano intorno, edito da Carabba nel 2023, siamo proiettati in un futuro indeterminato, dove gli umani convivono con simulacri di persone, dei robot perfetti, delle intelligenze artificiali che sono state create come alternative alla condizione naturale degli esseri nati da donne. Il protagonista del romanzo distopico, che la fantasia di Elfriede Gang ha reso un romanzo intrigante, si chiama Max. È un informatico di capacità eccezionali, creatore di algoritmi perfetti, di cui però ignora l'uso che ne farà il governo, o forse le grandi multinazionali che hanno preso il potere in questo pianeta, di cui non conosciamo bene i confini. Max vive solo in una grande metropoli americana, lontano dal centro, in una villetta perfettamente adeguata alle sue esigenze di comfort e di indipendenza. Da qualche tempo però la sua vita apparentemente serena e appagante. Questa voce che ci ha accompagnato è quella di Elisabetta Bolondi, una promoter culturale che tutti noi amiamo, che recensisce libri su sololibri.it e che salutiamo, e che ha accompagnato quasi tutte le presentazioni dei tuoi libri. Ringraziamo e salutiamo Elisabetta, ma ringraziamo anche il tuo editore, perché Carabba Editore, che avremo il piacere di ospitare anche nel mese di gennaio. Gli editori non solo promuovono le parole degli altri, ma hanno tante parole da narrare. Questo libro attualissimo, in cui tu affronti una tematica che è rilevante anche e soprattutto dal punto di vista giuridico, dell'intelligenza artificiale. Come è nata l'idea di occuparti di questo? Diciamo che i cookie che noi troviamo giornalmente mentre navighiamo in internet hanno cominciato a insospettire le persone, e poi ci siamo all'improvviso reso conto che l'intelligenza artificiale ha una grande importanza oggi nelle nostre vite, perché da un punto di vista finanziario, se chiediamo un mutuo in banca, un prestito a livello della sanità o dello studio anche, no? Se noi chiediamo un prestito, chi decide? È l'intelligenza artificiale a decidere se lo meritiamo o meno. Se io voglio entrare a un corso d'università in Italia o all'estero, spesso è l'intelligenza artificiale che decide se sono accettata o meno. Quindi uno si chiede, ma dietro questa intelligenza artificiale chi c'è? Chi stabilisce i criteri, soprattutto, che servono ad un algoritmo per funzionare? I dati, chi li mette? Cioè i criteri con cui vengono scelti i dati. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Questo non sapere, questa specie di piccolo mistero, di velo che c'è, alla fine crea un senso di inquietudine, e soprattutto questo mistero, questo non sapere, questo essere tracciati continuamente,
io credo che sia una limitazione e della privacy ma anche della propria libertà. E quando uno dice ma chi sono questi loro? Ed è qui che mi è nato il desiderio di dire vediamo un attimo che sta succedendo, vediamo cosa c'è dietro. E quindi le voci No, delle le macchine che voci noi no. utilizziamo? Prima sono nati, va bene, i personaggi che sono arrivati un po' per volta, qualcuno da solo, qualcuno in coppia già, e hanno cominciato ad abitare le prime pagine del romanzo. E poi un romanzo, ecco, la differenza tra una sceneggiatura e un romanzo. Una sceneggiatura è scalettata già prima. Un romanzo si cambia durante... In corso d'opera. Quanto hai in lavorato a corso questo d'opera. romanzo? 2 anni. 2 anni. E la copertina, dici qualcosa di questa copertina bellissima in cui La sembra... copertina è l'Angelus Novus di Paul Klee, che è un pittore dei primi del Novecento, e rappresenta l'angelo della storia. L'angelo della storia, tra l'altro, questo acquarello fu acquistato da Walter Benjamin, sì, il filosofo. Che ha amato moltissimo questo disegno. Molto amato da un nostro comune amico, Walter Benjamin. E ora sta al Museo di Gerusalemme, perché lui poi lo fece avere a Gershon Scholem e Scholem lo ha donato al Museo di Gerusalemme. E praticamente l'angelo della storia per Benjamin ha una visione negativa della storia, perché dice che l'angelo con il futuro alle spalle guarda al passato e vede le rovine, vede solo rovine, che il progresso, e dice questo è il progresso, ha procurato queste rovine. Max invece non vuole più vedere rovine, il protagonista del romanzo, vuole creare un futuro luminoso per l'umanità col buon uso della tecnologia. Cioè è un romanzo questo a favore della tecnologia, A favore. purché se ne faccia un buon uso. Un buon uso. Perché la grande differenza è tra È il un po' cattivo e il buon uso quella della tecnologia. dicotomia tra il buon governo, No, e no? il il cattivo governo. E Esatto. quindi c'è in questa ricerca, c'è una ricerca morale, no? Che spinge, che è un po' il fil rouge della storia di Max, e anche un po' di tutte le tue storie, no? Perché anche a un certo punto, anche nel precedente romanzo, c'era questo senso della moralità, di ciò che è giusto e ciò che non è giusto fare, senza violare la tecnologia, ma soprattutto senza violare la natura umana. A un certo punto a Max succede qualcosa. Questo qualcosa che succede a Max ha però a che fare con un aspetto della tua vita. Io ho avuto il piacere e l'onore di essere ospitata nella tua casa, dove c'è un bellissimo terrazzo. Quindi c'è questo aspetto del giardino interiore a cui tu ti dedichi, e quindi che senso ha per te il giardinaggio, questo aspetto? Nel Rinascimento il giardino era l'anima, rappresentava l'anima umana, e quindi io credo che la cura del giardino sia un po' come la cura dell'anima. Tra l'altro spesso alle persone si dà una pianta quando hanno dei problemi, no? Si regala una pianta e dice vediamo se adesso tu sai far vivere questa pianta, Sì. perché se sei in grado di prenderti cura È di l'immagine una pianta, finale di quel bellissimo film Cuore Sacro, no? In cui appunto la differenza è data dal fatto che quella piantina curata era può sana, vivere, può vivere. può vivere. E quindi per te il giardino interiore è il senso della cura, un È esercizio... il senso della cura, la cura di sé, e quindi se si cura se stessi si è in grado di curare gli altri. È come dici, se ami te stesso sei in grado di amare gli altri, se non ti ami non sei nemmeno in grado di amare gli altri. Abbiamo un'altra dedica per te da parte del maestro Alex, che è una dedica che un po' ha a che fare con il tuo Max, no? Perché Max a un certo punto cerca delle risposte, e questa canzone vediamo cosa dice rispetto alle domande.
roads must the men broke down before you call him a man? How many seas must the white tower sail before she's asleep in the sand? How many times past the candles of fly before they're forever to bend? The answers, my friend, are blown in the wind. The answer is blown in the wind. Grazie maestro, 2 canzoni da brivido. E andiamo all'esergo che invece hai scelto per le voci elettriche cantano intorno. Un esergo che è una frase, una via di Gandhi. L'uomo si distrugge con la politica senza principi, l'uomo si distrugge con la ricchezza senza lavoro, l'uomo si distrugge con l'intelligenza senza il carattere, l'uomo si distrugge con gli affari senza la morale, l'uomo si distrugge con la scienza senza umanità, l'uomo si distrugge con la religione senza fede, l'uomo si distrugge con la carità senza il sacrificio di sé. Una frase, una serie di frasi, una serie di diktat, no? Perché per evitare la distruzione. Stiamo andando, purtroppo questo è un momento in cui abbiamo assistito a ben 2 guerre, quindi abbiamo una distruzione dell'umanità, la guerra è questo il senso. Max, che cosa riesce a trovare un modo per non giungere alla distruzione? Dici almeno solo Sì. questo senza spoilerare. Secondo me sì, e lo raggiunge usando bene la tecnologia, cioè un buon uso della tecnologia può portare veramente al progresso dell'umanità, ma ne deve essere fatto un buon uso, sia in senso politico, morale ed economico. Cioè la tecnologia può veramente salvarci. Quindi ma se raccomandiamo usata con ai una nostri coscienza. lettori. Posso arrivare adesso Sì, mentre parla di tecnologia può certo. salvarci? Mi suona un po' strano, però ci credo. No, ma che bello il Ci fatto voglio che noi credere. demonizziamo un po', riproviamo spesso i nostri ragazzi nell'uso della tecnologia, quindi questo libro invece è un inno alla tecnologia, è un inno all'umanità. È che Quindi, insomma mi sembra giusto, io sono venuta qua anche per un altro motivo, tu lo sai, perché come dicevo prima di Mauro Russo, anche Antonella Sotira non ci sarà con noi né il 23 e nella puntata del 30, mannaggia, perché sono tutti Ma e ci 2 sarò per la calabresi, vanno in Befana. Calabria a Sì, mangiare l'anduia. andiamo in E non solo, andiamo in diciamo, Calabria per per i raggiungere la parenti, famiglia, per certamente. trascorrere il Natale in famiglia, torneremo per la Befana, quindi ci tenevo a fare gli auguri di buon Natale a tutti i nostri ascoltatori. E ci devi lasciare con vi un devo dare il consiglio, consiglio. ecco, di Questo Natale, consiglio è un perché- consiglio che consente a tutti di essere più buoni, non soltanto di assaporare l'atmosfera natalizia, e vi consiglio di comprare il calendario dell'Avvento dei Ricordi, che è un calendario ideato dall'avvocato Saveriamo Brici, all'interno del quale, a parte le illustrazioni romantiche bellissime sul Natale, un po' antiche ma che ci fanno sognare, ci sono le testimonianze di tanti giuristi, tra cui anche la mia, ma la cosa importante per cui comprare questo libro è che i proventi vanno al progetto Legalità per le carceri. Quindi aiutateci e buon Natale a tutti. Grazie Antonella, grazie alla tua ospite, è sempre un piacere rivederti. Anche per me. E io vi do appuntamento, grazie ad Alex Parravano, Grazie, bravissimo, oggi si è superato. Sì, Gli bravissimo. applausi ci sono, ma si fanno sentire. Oh, ecco, fatevi sentire. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità per la parte finale del contest Io canto per. Mi raccomando, non vi muovete, vi aspettiamo qui.